Allora, signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti al salotto. Facciamo un applauso sporadico così che cominciamo a far sentire il calore e il calore di questo lab dove siamo questa sera in questo martedì ormai di febbraio. Siamo qua, diciamo, in concomitanza con la più grande, che cominciamo subito a fare gli scherzetti, dico, vedi? Perché stavo dicendo Sanremo, allora quelli si vendicano. No, diciamo, siamo in concomitanza, diciamo, con la più grande kermesse della canzone italiana e abbiamo però delle sorprese che spaziano, diciamo, dal genere musicale che va dallo strumentale a qualcosa di dark, a un genere che potrebbe forse fra qualche anno, che ne so, potrebbero essere loro a Sanremo, chi lo sa, lo scopriremo tra poco perché è una novità assoluta quella che vi presentiamo questa sera. L'ultimo gruppo che verrà diciamo qui al salotto sono credo il battesimo live quello che fanno questa sera, quindi un grosso applauso per Una Eco che vengono la prima volta. Poi ci saranno gli Octoside che ci porteranno nel loro mondo e per fare veramente una cosa variegata io vorrei un applauso, un uomo solo con la sua chitarra questa sera qui al salotto ci è venuto a trovare Bruno De Rossi. Oh Bruno, Ciao. allora benvenuto, benvenuto. Ciao, ciao. Io diciamo, visto che c'è Sanremo, stasera mi sembrava bello cominciare con te che invece fai una cosa solo chitarra e basta, Solo neanche chitarra e chitarra, voce, solo strumentale, per solo cui strumentale. anche perché se canto probabilmente scappano via tutti, però No, vabbè, dai, adesso è solo chitarra. Un genere, tra l'altro uno dice solo chitarra, ma si cos'è? chiama finger picking, per Finger cui picking. il genere, insomma, suonare significa finger dita, pinghi, pizzicato, Pizzicato, sì. e insomma, Ed è una cosa che va soprattutto, diciamo, che arriva, si suona con la chitarra, diciamo, acustica, quella con le corde di praticamente metallo. quasi sempre con la chitarra Se mi acustica. sente mia zia, almeno così capisce, quella con le corde di metallo. Ed è una roba un po' americana, perché Molto americana, molto sì. americana. Adesso noi andremo a scoprire se hai fatto un viaggio, se c'hai avuto qualche parente, una fidanzata, com'è stato. Però con che cosa ci fai entrare in Allora questo inizio mondo? con un piccolo medley di pezzi ragtime che si usavano negli anni 20 in America, per cui con un tempo binario, quelli che si facevano ballare, le suonavano i pianisti nei vecchi saloni, in sostanza, nei vecchi pub. Quindi E iniziamo con un medley che inizia con La Stangata, il pezzo del film, omonimo del film, The Entertainer, e dopodiché finisce su qualcosa che è più ragtime, ma anche tira anche un po' sul blues. Quindi diciamo entriamo nel mondo del proibizionismo anni 20, Sì, quindi buon whisky a tutti. buon whisky, Partiamo fumo. con questo whisky a go-go, ladies and gentlemen, Bruno De Rossi.
Bruno De Rossi, hai fatto un giro del mondo con la chitarra, hai fatto un giro del mondo con questo medley che ci hai proposto e che noi speriamo di aver mandato in giro per il mondo, perché ricordiamolo, siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Corto Corto, andremo poi in onda su Radio Flash, insomma poi per chi capita in Piazza Vittorio chiaramente è al Lab. Noi siamo qui diciamo live. Allora, hai fatto un cambio di chitarra? Ho fatto un cambio di chitarra perché mentre questa qui era accorata in accoratura standard, questa è un'accoratura aperta. Un classico del finger picking. Nella fattispecie è un si nona, per cui già da sola è tutto un mondo. una roba strana. Sì. E siccome io stasera rappresento il nonno del gruppo, in sostanza non del palco, Sì. ho cercato invece di fare una cosa abbastanza rock, fatta con la tecnica finger. Con la tecnica finger. Senti, ma vabbè, poi magari lo esploreremo meglio, ma com'è che hai cominciato, come è nata questa passione per il finger picking? È nata tipo 20 anni fa, però una volta facevo il rocker, no? Quindi chitarra elettrica. Avevo tanti capelli e facevo il rocker. Anche Poi, man mano che sono scesi i capelli, un po' si è piegata la schiena, ho deciso che forse suonare seduto era più comodo. Era più comodo, E sì. ho mollato il rock e mi sono messo a fare il finger picking. Quindi eri anche uno di quelli che aveva le pedaliere infinite. Pedaliere infinite, Quindi- suoni stratosferici, È stato un déjà vu stasera. per te. soprattutto amplificatori pesantissimi. Pesantissimi. E invece più passa il tempo più ti alleggerisci proprio. È chiaro, è chiaro, è chiaro. Va bene, allora senti, ascoltiamo questo brano che tu ci proponi con una chitarra accordata in Si nona. sinona. Si nona. Il titolo di questo brano Allora, è un potpourri tra Jump dei Van Halen e 740 di Lucio di Battisti. Lucio Battisti, bellissimo, bellissimo. Vado? Una bella accoppiata. Vado. Ladies and gentlemen, un applauso per Bruno De Rossi.
Bruno De Rossi, ma quanto tempo passi con la chitarra tu, Bruno? Mia moglie dice troppo. No, immagino, no, però per dare l'idea che se uno magari dice ma che bello suonare la chitarra così, finché ci vuole un po' di tempo, ti devi appassionare. Ci va tanto, ci va tanto. Ci va tanto. Allora senti, io però ti chiederei se tu c'hai una cosa, così, un confettino così per salutarci, come fosse una sigletta, perché ci stai rendendo un'atmosfera così particolarmente... Un confettino, decidete voi, volete Pino Daniele o Parmetini? Ma io dico che siamo in Italia, facciamo Pino, Fai scusa, Pino? Facciamo se Pino, siete allora. d'accordo, io do una cosettina di Pino Daniele, se ce la fai sentire. Vai. Ci vuole l'altra però, perché questa è in Sinona e questa è in Sinona. Pino Daniele, fonte di ispirazione per tutti i chitarristi italiani, spero. E anche nel tuo caso, ma adesso non ti voglio rompere le balle prima che ti devi concentrare. E che cosa ci fai di Pino Daniele? Una tua Facciamo quando, va? dimmi quando. Signore e signori, Bruno De Rossi con questo Pino Daniele, che noi entriamo, diciamo, in una situazione anche un po' mediterranea. Bruno De Rossi, grazie mille. Grazie. E speriamo di rivederci presto, grazie per la tua disponibilità. Noi adesso facciamo un breve cambio palco, cambiamo genere, ma ci sarà comunque una chitarra acustica, però ci sarà anche una voce femminile. Tra pochissimo qui sul palco gli Octoside.